è vero che c'è una forte collaborazione con gli psicologi, è anche vero che questa collaborazione, forse adesso un po' meno di una volta, è anche un po' conflittuale, perché noi abbiamo, come è ovvio che sia, una visione un po' diversa, nel senso che noi vediamo dei pazienti che arrivano in una situazione in cui qualsiasi cosa noi facciamo è salvavita. Quindi adesso anche in modo provocatorio voglio dire, se noi abbiamo un paziente schizofrenico e lo psichiatra mi dice gli curiamo la schizofrenia, noi lo trapiantiamo e sarà uno schizofrenico trapiantato. Quindi dove nasce il problema? E qui la dottoressa Volpe l'ha toccato, è quello etico per la scarsità di organi, perché se noi abbiamo 100 pazienti da trapiantare, abbiamo 200 cuori, a noi che il paziente abbia una patologia psichiatrica anche grave ci interessa fino a un certo punto. Cosa ci interessa invece? Questo sì, indipendentemente dalla scarsità degli organi, è quella che è la compliance alla terapia medica, che paradossalmente sembra un fatto sul piano psichiatrico sicuramente inferiore rispetto a una psicopatologia, ma che sul piano clinico strettamente cardiologico invece è importante, perché ci condiziona quello che è l'avvenire di quel paziente. La scarsità d'organo è certamente un dato diciamo abbastanza recente, i donatori si sono ridotti molto, soprattutto di cuore, da quando esiste la legge sull'obbligatorietà della cintura, quindi abbiamo perso i donatori post-traumatici, che erano molti, e dall'altra parte si sono aperte due condizioni che sono importanti anche sul piano della compliance, che sono quelli delle assistenze meccaniche al circolo, cioè di macchine che sostituiscono il trapianto in chi il trapianto non lo può fare, oppure che si sostituiscono al cuore fino a quando non è possibile eseguire il trapianto, cioè fino a che il paziente non è candidabile, e dall'altro la necessità di utilizzare degli organi che non sono gli organi perfetti che venivano utilizzati nei primi anni 90. Ecco anche perché la sopravvivenza del paziente, ma più che la sopravvivenza si è modificata la qualità di vita. Una volta si trapiantavano, e questo vi mostrerò qualche dato, si trapiantavano pazienti quasi sani, nel senso che avevano una patologia grave ma d'organo, cioè del cuore, solamente del cuore, non avevano comorbidità, con donatori che erano molto giovani e che dovevano essere perfetti. Questo evidentemente fa sì che noi attualmente abbiamo dei trapiantati di cuore del 1986 e la nostra mediana di sopravvivenza è di 15 anni. La compliance è un fatto importante, come vi dicevo, ma di cosa si parla esattamente? Io sono andato a vedere come viene definita dal dizionario medico, quello certificato dall'NIH, quindi dall'Istituto Superiore di Sanità americano. E al di là delle condizioni più fisiologiche, che sono il punto 1 e il punto 2 che vedete qui, di cosa si parla? Si parla di consistenza e accuratezza da parte del paziente nel seguire la terapia medica, ma non solo, e questo è importante per il trapianto, anche quelle che sono tutte le condizioni non prettamente farmacologiche, ma che possono condizionare la sopravvivenza e soprattutto la qualità della vita del paziente trapiantato. La valutazione psicologica e anche del contesto sociale, e questa diapositiva vuole un po' significare questo, ha una dignità che non è inferiore a quella della valutazione clinica, per tutto quello che abbiamo detto. C'è da dire che i dati in letteratura, noi come clinici ci basiamo ovviamente sull'evidence-based medicine, cioè sui dati che sono a disposizione, al di là di ogni commento che poi possiamo fare, non sono molti, sono eterogenei, qualche volta contrastanti, però negli anni, grazie alla collaborazione con gli psicologi e con gli psichiatrici, la valutazione delle condizioni psicologiche o sociali ha assunto, diciamo, un'importanza, al di là di qualche caso in cui si dibatte molto, che comunque è certamente importante. E infatti è la sovrapposizione, o meglio l'overlap tra la valutazione clinica, quindi prettamente organica, quella delle condizioni mentali o delle condizioni psicologiche e quella dello stato del supporto sociale, che insieme con uguale importanza danno indicazione, o meglio danno controindicazione eventualmente al trapianto di cuore. C'è da dire a margine che, come già accennava la professoressa Mappelli nella sua relazione, il trapianto di cuore, essendo un organo singolo,
perdere l'organo significa perdere il paziente, non abbiamo la dialisi, quindi ci sono alcuni, non abbiamo la dialisi, così come anche nello stesso trapianto di fegato, pur non essendoci un organo che è sostitutivo, però il declino del paziente trapiantato può essere più lento, cioè c'è più tempo per arrivare a un ritrapianto, ci sono più organi a disposizione, perché il cuore è un organo nel procurement che è un po' più delicato, è quello che spesso non viene prelevato, mentre nello stesso donatore vengono prelevati il rene e il fegato, quindi il cuore di per sé dà delle difficoltà sul procurarsi l'organo un pochino più complicate. Quali sono le dimensioni del problema compliance, o meglio mancata o scarsa compliance alla terapia medica e anche a tutti i consigli non prettamente farmacologici cui il paziente trapiantato di cuore deve attenersi. Allora, i dati che noi abbiamo a disposizione sono questi. Cioè, questa è una revisione della letteratura che, al di là dei primi due lavori che sono relativi al trapianto di polmone, quelli che vedete successivamente sono relativi al trapianto di cuore, sono tutti studi monocentrici, studi prospettici, e questo ovviamente è un bene. Le terapie immunosoppressive, perché si fa riferimento alla compliance alla terapia immunosoppressiva, che chiaramente è quella più importante, perché l'immunosoppressione cronica, quindi a vita, come era stato detto, è un elemento salvavita del trapianto di cuore. Però esiste anche una mancata compliance, che vediamo molto spesso, alle altre terapie, che sono terapie cardiologiche, che spesso il paziente faceva anche precedentemente al trapianto, e quindi qualche volta ci chiede: ma com'è che sono trapiantato e adesso devo continuare a fare questi farmaci? Ecco perché la valutazione pre-intervento è molto importante. E in questi studi, tra l'altro, il modo di, io qui ovviamente non entro nel merito, di valutare la compliance era eterogeneo anche in questo caso, così come eterogenea era la definizione di aderenza alla terapia medica. Quindi il quadro, il panorama relativamente alla compliance alla terapia è questo. Quindi i dati che noi abbiamo sono scarsi, eterogenei, molto discutibili perché gli studi sono monocentrici, ma cosa ci dicono? Ci dicono in effetti, per quanto possono essere eterogenei, che la compliance, o meglio la mancata compliance alla terapia medica è comunque un fatto importante che ha una prevalenza e un'incidenza elevata, che come vedremo condiziona anche sul piano dell'esito del trapianto in maniera importante quello che sarà il futuro del paziente. Una cosa che va sottolineata è che, perché prima se ne era accennato, il paziente trapiantato passa da uno stato di malattia a uno stato di medicalizzazione. Questo è il messaggio, secondo me, che va dato al paziente prima del trapianto, perché non è raro vedere pazienti che identificano il trapianto con la guarigione, il che ovviamente dal punto di vista clinico è certamente vero, perché ancora oggi, nel 2016, l'unica terapia definitiva dello scompenso cardiaco in fase terminale è il trapianto cardiaco. Esistono adesso le assistenze meccaniche hanno altre problematiche, ma diciamo, l'elemento che modifica il futuro del paziente è certamente il trapianto d'organo. Va detto che si passa a uno stato di medicalizzazione, e quindi, essendo uno stato di medicalizzazione che prevede controlli ogni 3-4 mesi, biopsie nel primo anno, si arriva a fare 20 biopsie, un po' come mettergli l'organo e poi toglierlo un pezzetto alla volta, perché qualcuno ha detto anche così, e quindi il paziente sta bene, soprattutto se viene trapiantato per una patologia che è solo del cuore, tipicamente la cardiomiopatia dilatativa, quindi il paziente che non ha avuto infarti, che non è diabetico, che non ha vasculopatie, quindi una volta che si sostituisce l'organo malato il paziente sta molto bene, ma è un paziente medicalizzato in maniera importante. Sul piano epidemiologico, ancora una volta, vedete l'incidenza della non compliance varia in diversi studi dal 24% circa fino al 70%, a seconda di come viene valutata l'aderenza o meno, a seconda della popolazione che viene studiata. E questa non compliance tende a mantenersi, diciamo scarsa compliance più che non compliance, tende a mantenersi stabile nel follow-up del paziente trapiantato. Come allora la valutazione psicologica relativa alla compliance ai farmaci e non solo ha influenzato l'indicazione al trapianto cardiaco? Cioè,
il trapianto è da molti anni che viene eseguito, il primo trapianto cardiaco in Italia è del novembre 85, del professor Gallucci, che qui vedete a sinistra rappresentato. E sono passati molti anni, la valutazione psicologica è cambiata, l'interazione tra il cardiologo e lo psicologo è cambiata, e quindi sono cambiati anche i criteri che di tipo psicologico, psichiatrico, che controindicano l'eventuale trapianto. I criteri originali per selezione dei pazienti al trapianto cardiaco, li vedete qui rappresentati, sono quelli di Stanford, e al primo punto, un po' in maniera spiritosa e provocatoria, l'età limite era quella più giovane di Norman Shanway. Norman Shanway è il padre del trapianto cardiaco, non è Christian Barnard per quanto si creda. La tecnica che si usa attualmente, ancora oggi, è la tecnica di Shanway un po' modificata, e quindi più invecchiava Shanway, più si spostava in avanti l'età del trapianto. Ma poi vedete che il paziente non doveva essere diabetico, non doveva avere, adesso entriamo un po' sul tecnico, ma proprio banalmente, non doveva avere le resistenze polmonari molto alte. Cosa vuol dire? Il sangue che attraversa i polmoni fa molta fatica a passare, e quindi un eventuale cuore nuovo, soprattutto il ventricolo destro, non è in grado di pompare il sangue dentro i polmoni, e quindi c'è un insuccesso immediato in sala operatoria del trapianto. Non doveva avere neoplasie o aver avuto neoplasie, non dovevano esserci malattie infettive in atto, non dovevano esserci concomitanti patologie che limitavano la sopravvivenza. Se un paziente con una distrofia di Duchenne che ha una prognosi di un certo, per essere proprio molto chiari, una prognosi limitata, non diventa un ricevente d'organo, perché la sua prognosi è legata alla malattia di base che io non modifico con il trapianto, e nessun tipo di controindicazione psicologica. Quindi i pazienti che avevano solo il sospetto che ci fossero problemi di questo tipo non venivano trapiantati. Qui cosa sta cambiando, cosa è cambiato? L'abbiamo detto, si è raggiunto dapprima un plateau dei donatori, quando i donatori erano molti, negli anni 95, 96, 97, qui a Padova si facevano tra i 70 e 80 trapianti l'anno, quindi era un'attività rutinaria, adesso sono circa 30, intorno ai 30, anche un po' di più. Noi siamo tra l'altro in salita rispetto agli altri centri. E quindi i criteri originali nel tempo, sia perché si è arrivato a un plateau di donatori, sia perché non ci sono i riceventi di una volta, nel senso che il paziente è più anziano, ha più comorbidità, il paziente che arriva ad avere una cardiomiopatia da trapianto non è più il quarantenne ma spesso è il sessantenne, si sono modificati i criteri, non solo quelli dell'età ma anche quelli di tipo psicologico. Già Jack Copeland nell'87, quindi qui parliamo degli anni in cui si è iniziato il trapianto in Italia, diceva che controindicazioni al trapianto sono state definite empiricamente nel tempo, e costituiscono la più importante selezione del paziente, cioè il paziente viene selezionato più per le controindicazioni che presenta che per le indicazioni che può presentare. Perché mostro questi dati, questa diapositiva? Perché stiamo parlando proprio degli anni in cui si è iniziato il programma trapianti a Padova e quindi in Italia. Empiricamente significa che non c'erano, ovviamente, perché la storia era breve del trapianto, dei dati certi che mi dicessero cosa fare, ma soprattutto cosa non fare, cioè chi non portare all'intervento. Nel 1981 ci sono i primi, diciamo, le prime asserzioni delle cosiddette linee guida, ma non sono proprio delle linee guida, più uno statement delle società scientifiche, che dicevano fondamentalmente che i due dati principali erano, per la controindicazione, erano l'assenza di aderenza alla terapia medica e un contorno sociale, un contesto sociale e non idoneo. Ma dire così è molto, ovviamente noi ne discutiamo sempre, cioè, come dicevo prima, se un paziente vive in macchina e io ho molti cuori, io posso anche trapiantare un paziente che vive in macchina. Quindi il problema etico è sempre relativo alla scarsità degli organi disponibili. Nel 1986, quindi l'anno più o meno, perché parliamo del primo trapianto in Italia del novembre 85, nel 1986 sono usciti nuovi criteri di selezione, di controindicazione al trapianto di cuore, che erano molto più, diciamo, meno rigidi. Perché meno rigidi? Perché li vedete qui rappresentati nell'86, questo è il gruppo dell'International Society for Heart and Lung Transplantation che si è occupato di questo, pone
il quadro psicologico e il supporto psicosociale come una controindicazione potenziale, ossia relativa. Vuol dire che ci spinge a discutere con gli psicologi, fondamentalmente questo. Quindi ci si è aperti un pochino di più da clinici verso quelle che sono le problematiche di questo tipo. Allora, detto questo, a questo punto risulta importante, prima del trapianto, sapere come prevedere, non so se il termine è giusto, una defiance psicologica, comunque quello che interessa a noi clinici è la mancata aderenza alla terapia medica, quindi una valutazione di rischio. Valutazione di rischio che è quello su cui si basa la medicina clinica, cioè quello che noi facciamo tutti i giorni è cercare di capire cosa succederà a una persona, che sia un trapiantato o non trapiantato, e quindi come dobbiamo comportarci di conseguenza. E gli studi che ci vengono a supporto di questo, ancora una volta non sono molti, quali sono, la risposta che dà questo lavoro, quali sono i predittori di aderenza, di mancata aderenza oppure di comparsa di neoplasia, che in questo momento non ci interessa. L'età superiore ai 65 anni, che aumenterebbe il rischio di circa 4 volte, come vedrete. Anche questo è molto discusso perché poi i lavori successivi dicono esattamente il contrario, che è il giovane che ha una minore aderenza alla terapia. La sindrome post-traumatica, questo credo che sia il vostro lavoro, sindrome post-traumatica, e l'utilizzo del cortisone, su cui si apre poi tutta una discussione eventualmente, perché i pazienti trapiantati di cuore utilizzano 2 tipi di terapie immunosoppressive o una duplice, cioè 2 farmaci immunosoppressori, un inibitore della calcineurina, come diceva la professoressa Mappelli, e un farmaco antiproliferativo, oppure la triplice che prevede a vita il cortisone, che ha tutta una serie di effetti collaterali e che impatta anche sulla sopravvivenza di questi pazienti. Che critica si può fare a questo lavoro? Che come non è strano che sia, noi abbiamo delle analisi di previsione su numeri molto piccoli e quindi valgono perché a disposizione sono questi i pazienti che noi abbiamo o avevamo, però evidentemente ci possono essere dati più importanti, più sostanziali. Sì. Allora, addirittura. Dopodiché, per esempio, il fatto che il paziente vive da solo, che è un trapiantato di cuore rispetto agli altri trapianti, che utilizza terapie con derivati della rapamicina quali l'Everolimus, e ciò che il paziente diciamo, crede della terapia che fa, cioè la convinzione che ha che la terapia immunosoppressiva sia veramente efficace. Qualche volta non è raro che non pensino questo, soprattutto gli adolescenti. Anche in questo studio l'età, il tipo di educazione, eccetera, vedete il distress dei sintomi, cosa vuol dire? Cioè come, adesso non voglio insegnare la psicologia agli psicologi ovviamente, quello che sente il paziente relativamente alla sua condizione clinica. E qui vedete come l'aderenza alla terapia è certamente, la mancata aderenza maggiormente presente, o meglio il giovane è più a rischio di quanto non sia il paziente trapiantato o più anziano di una mancata aderenza alla terapia medica. Altro dato importante è quello dell'urgenza del trapianto rispetto al trapianto programmato, cioè il paziente che rimane in lista rispetto al paziente che invece è in una lista parallela di emergenza nazionale o di urgenza relativamente al trapianto d'organo. Questi pazienti sono i pazienti che presentano una maggiore aderenza, quantomeno per quanto riguarda il trapianto di cuore. La relazione interpersonale, questo è un lavoro che dice che cioè essere supportati da una donna rispetto a un uomo, questo non è strano, francamente, lo trovo abbastanza banale. Comunque è stato costruito uno studio ad hoc. I preditori di non aderenza nel trapianto pediatrico, vedete, sono l'età adolescenziale, il gruppo etnico di colore, l'utilizzo di ventilazione meccanica e di assistenza meccanica al circolo, quindi i cosiddetti cuori artificiali, che è quello che vedete con la sigla VAD, e il fatto di essere, questi sono studi americani, di avere un'assicurazione pubblica, il cosiddetto Medicaid o Medicare che esiste negli Stati Uniti. Come la valutiamo? Io qui vado velocissimo, questo ne abbiamo già sentito parlare, il SIPAT, che è il sistema della Stanford University. Per il PRE si vede come all'aumentare dell'indice, cioè dello score del cosiddetto SIPAT, aumenta sia il rischio di non compliance sia gli eventi clinici che portano ad ospedalizzazione. Quindi questo invece è una valutazione post-trapianto, vedete tutta una serie di condizioni
che gli psicologi poi spiegheranno meglio di quanto non posso fare io. Che importanza riveste, perché tutto quello che abbiamo detto può essere, sì, molto interessante, però sul piano clinico quello che a noi interessa è sapere qual è l'impatto di un'eventuale mancata aderenza o scarsa aderenza, che noi come abbiamo visto siamo parzialmente in grado di prevedere, su quello che sarà l'esito, l'outcome del trapianto stesso, perché se non c'è un impatto di questo tipo evidentemente l'importanza di tutto questo è interessante, rimane a livello accademico. E di fatto, come vedete in questa diapositiva, la mancata aderenza impatta sulla sopravvivenza del paziente, che vuol dire anche la sopravvivenza dell'organo nel caso del cuore. E questo è vero anche per il paziente pediatrico. Il paziente pediatrico, dal momento in cui si rileva una scarsa aderenza alla terapia medica, da quel momento la sopravvivenza si riduce e come in questo studio fa vedere relativamente a un follow-up di 10 anni. Possiamo fare qualcosa noi clinici, i psicologi sicuramente sì, possono fare molto, ma noi come clinici, al di là di consultare lo psicologo, possiamo fare qualcosa? Lo possiamo fare per modificare l'aderenza alla terapia medica modificando le terapie immunosoppressive. Noi sappiamo che ci sono alcuni regimi immunosoppressori che hanno migliorato a 4 mesi o 8 mesi anche a distanza l'aderenza alla terapia, perché farmaci che vengono dati in monosomministrazione, che hanno minori effetti collaterali, anche se il paziente spesso non si accorge di averli, perché c'è l'usanza di andare su internet e leggere che la ciclosporina manda il paziente in dialisi e quindi il paziente la ciclosporina non la vuole, se la autoriduce. Questi sono i difetti di internet e non vale solo per il trapianto, vale per tutte le patologie. Quindi sicuramente noi possiamo fare qualcosa. Qui vedete, se noi andiamo a misurare, cioè a identificare l'aderenza o non aderenza alla terapia, valutando la quantità di farmaco che c'è nel sangue, vedete che ci sono alcuni farmaci, come la rapamicina, che presentano un'aderenza del 100%, cioè ogni volta che si fa il controllo del farmaco a livello ematico si vede che è nel range terapeutico e quindi che il paziente lo assume. Questo non è vero per l'Everolimus, come vedete, che solo una minoranza di pazienti tende ad avere dei livelli corretti, vuol dire che o non prende il farmaco o si riduce la somministrazione. Così per il tacrolimus e per la ciclosporina. Che cosa è cambiato nel tempo? 2 minuti, ho finito. Cosa è cambiato nel tempo alla luce di tutto quello che abbiamo visto e dell'excursus che c'è stato? Excursus nella diagnostica, nella previsione di rischio, nella capacità di modificare eventualmente l'aderenza, ripeto, sul piano clinico cardiologico. E qui vediamo che nel 2006 l'International Society for Heart and Lung Transplantation, che è una società internazionale, ma direi che prevalentemente americana, ci dice questo relativamente alla valutazione psicosociale. In classe 1 cosa significa? Quello che bisogna fare, va fatta una valutazione psicologica pretrapianto, e questo vale non solo per l'aderenza alla terapia medica, ma anche per ottenere il consenso e per la, come si diceva, per la valutazione del supporto familiare, del supporto sociale che il paziente ha. Vedete che i livelli di evidenza di queste cose sono indicati con la C. Cosa significa? Che tutto quello che viene detto non deriva, noi cardiologi siamo molto affezionati a queste cose di evidenza, cioè non deriva da studi clinici, da studi randomizzati, controllati, ma derivano, che non è possibile fare, che derivano dall'esperienza, ecco, per essere chiaro, dall'esperienza clinica, come già si diceva negli anni '80, che Copland lo scriveva, che tutto quello che facciamo è di tipo empirico, non basato su studi randomizzati. In classe terza, cioè ciò che non va fatto, è che il paziente che non ha compliance, in cui si valuta pretrapianto, che non ha compliance alla terapia medica, al di là che abbia una psicopatologia, non deve essere trapiantato. C'è un accordo generale da questo punto di vista di tutte le società, sia quella trapiantologica che quelle cardiologiche, che quelle dei cardiochirurghi, anche se, come si sottolinea, i dati, e lo diciamo ancora una volta, sono pochi e eterogenei. Perché io insisto su questo? Perché noi siamo abituati con la cardiopatia ischemica, con lo scompenso cardiaco, a lavorare sui grandi trial, perché abbiamo decine di migliaia di pazienti, quindi noi sappiamo che quello che viene fatto sia sul piano della terapia medica che sul piano della terapia chirurgica è fortemente sostenuto da quelli che sono i dati.
Quindi il fatto che non ci siano controindicazioni psicologiche, o meglio, diciamo che la controindicazione psicologica è un dato molto controverso, ecco perché si discute. Altro dato è quello della valenza del paziente, perché un tempo, per esempio, questo negli Stati Uniti, questi sono dati di Stanford, un tempo il paziente, per esempio, che era in casa circondariale, cioè che era in carcere, non veniva trapiantato. Questo è stato poi rivisto anche dall'UNOS, cioè la Società Internazionale di Trapianti d'Organo, il registro internazionale, e dalla Costituzione americana, cioè basandosi sulla Costituzione americana, che il paziente non può essere selezionato per il suo stato sociale, ma per il suo stato clinico medico. Ecco perché possiamo trapiantare i pazienti che vivono in macchina, teoricamente. Teoricamente, se avessimo i cuori da dare. Quindi è molto misleading questa cosa qua, perché bisogna entrare nel merito del caso per caso. E infine arriviamo ad oggi, sono nell'ultimo anno, nel 2016, vengono confermati i suggerimenti, perché parliamo di evidenza C, i suggerimenti delle linee guida del 2006, aggiungendo semplicemente questa raccomandazione che un mancato o una previsione di insufficiente compliance da parte del paziente, vedete, è una controindicazione relativa al trapianto di cuore. Questo l'abbiamo già sentito, per cui vado oltre. E che cosa invece succede dopo il trapianto? Anche qui ci vengono in aiuto le linee guida sempre dell'International Society for Arterial Transplantation, che fondamentalmente dice che l'aderenza va rutinariamente valutata dopo il trapianto, d'accordo? Che occorrono metodi combinati della valutazione, cioè il self-report rispetto a quello da parte dei familiari, che questo non è valido solo per la terapia immunosoppressiva, ma nel caso del trapianto di cuore anche per terapie di tipo cardiologico, anche perché questi cuori non è che sono per sempre cuori sani, si ammalano di una serie di cose, e che l'aderenza va poi discussa, qui dicono, in modo non minaccioso, quindi bisogna essere tranquilli nella valutazione, ma noi lasciamo ai nostri colleghi psicologi tutto questo. Tutto va fatto in modo sartoriale, come dicono gli americani, quindi tailored intervention, e poi di fatto non dicono molto di più di quello che dicevano le linee guida del 2016. E io con questo ho concluso e vi ringrazio.